Elezioni in Veneto, affluenza 9 punti in meno rispetto al 2018, vota il 70% degli elettori, circa il 7% in più del dato nazionale, fermo poco sotto al 64%. Insomma, delle elezioni poco partecipate, le politiche del 2022 anche in Veneto, anche a nord-est. Sui quotidiani locali di oggi i primi risultati, le proiezioni ovviamente arrivate nella notte. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 26 settembre 2022, il giorno dopo le elezioni politiche. E la prima notizia di oggi riguarda appunto il dato elettorale che sembra via via concretizzarsi nella nostra regione. Uno su tutti, in Veneto Fratelli d'Italia fa il pieno come in tutto il paese, ma qui un po' di più, e soprattutto doppia i voti della Lega, 32% per il partito di Giorgia Meloni contro il 14% del Carroccio. Il titolo del Gazzettino, quindi: anche il nord-est abbandona Salvini, la base leghista non ci sta, chiede una svolta, non vogliamo consegnare anche la regione a Fratelli d'Italia, ma il dato è veramente pesante. Non solo Fratelli d'Italia, gli alleati di Fratelli d'Italia che prendono più del doppio dei voti, ma anche la Lega che si trova relegata al ruolo di terzo partito in Veneto dopo il Partito Democratico, che rispetto alle regionali di 2 anni fa cresce di 5 punti percentuali, dal 12% al 17%, un po' meno delle politiche 2018, ma comunque più della Lega, e quindi Partito Democratico secondo partito in Veneto dopo Fratelli d'Italia. La Lega appunto segue al 14%, questi dati delle prime proiezioni. Situazione per certi aspetti analoga in Friuli Venezia Giulia, dove addirittura Fratelli d'Italia triplica i voti leghisti e le regionali incombono. Questo il titolo sempre del Gazzettino di oggi. Vola Fratelli d'Italia anche in Friuli Venezia Giulia. Dopo che sono stati scrutinati più della metà dei seggi per il Senato, il partito della Meloni ha superato il 32%, ottenendo quasi il doppio dei voti del Partito Democratico e soprattutto il triplo dei consensi della Lega, che in tutte le ultime tornate elettorali era stata il partito più votato nella regione, dove esprime anche il presidente con Massimiliano Fedriga. Insomma, situazione analoga tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il nord-est in qualche modo è pronto a voltare pagina, scarica la Lega e sceglie il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, con appunto il Partito Democratico che si conferma e si consolida come secondo partito prima della Lega. Non sembra sfondare invece il Movimento 5 Stelle, che in altre aree del paese invece ha ottenuto un risultato assolutamente sorprendente. Il dato per il Veneto si aggira attorno al 6% per il partito di Giuseppe Conte, addirittura dietro al terzo polo di Calenda, che comunque non ha raggiunto la doppia cifra nemmeno a nord-est, fermandosi attorno all'8%. Questa una prima panoramica, ma noi proseguiamo con le notizie del giorno e parliamo di lavoro, di alternanza scuola-lavoro, della tragedia di Noventa di Piave. Oggi lo sciopero veneto in memoria dello stagista morto. Questo il titolo sui quotidiani del gruppo Gedi. Parliamo di Giuliano De Seta, lo studente di 18 anni, vittima di un infortunio mortale in una fabbrica di Noventa di Piave nel Veneziano, in cui stava maturando dei crediti formativi. Era il quarto giorno dello stage per l'alternanza scuola-lavoro. Oggi sarà ricordato dai lavoratori di CGIL, CISL e UIL, che hanno convocato un'ora di sciopero, 2 nel Veneziano e anche assemblee nei luoghi di lavoro, per onorare la memoria di Giuliano De Seta e appunto in concomitanza con i funerali del giovane, dello studente.
Nel periodo gennaio-luglio 2022 sono già 60 gli incidenti mortali accaduti nella nostra regione dall'inizio dell'anno, ricordano i segretari generali di CGIL, CISL e UIL del Veneto. Questo dato è il 13% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, quindi aumentano gli infortuni mortali nei luoghi di lavoro del Veneto, una vera e propria strage sul lavoro che non conosce fine. Notiamo con amarezza, dicono Tiziana Basso, Gianfranco Refosco e Roberto Toigo di CGIL, CISL e UIL del Veneto, notiamo con amarezza che il tema della salute e della sicurezza sul lavoro è stato drammaticamente assente durante la campagna elettorale. Non è tollerabile ed è il motivo per cui durante l'ora di sciopero oggi si svolgeranno delle assemblee con i lavoratori, un'occasione di discussione e confronto per aumentare la consapevolezza dei rischi e per sensibilizzare le istituzioni a dare risposte concrete. Basso, Refosco e Toigo ricordano gli accordi sulla sicurezza nel lavoro sottoscritti nel 2018 e nel 2022 con la Regione Veneto, le istituzioni preposte alla sicurezza, le organizzazioni sindacali e quelle datoriali. È il momento di includere in questi percorsi, concludono, anche le istituzioni che si occupano di istruzione e formazione e di dare senza indugio concreta applicazione a norme e regole che già esistono, investendo in salute e sicurezza nelle imprese, nel sistema di istruzione, negli organismi deputati ai controlli e alla prevenzione. Insomma, questo per quanto riguarda lo sciopero convocato in Veneto in memoria di Giuliano De Seta, studente vittima di un infortunio sul lavoro mentre era appunto in alternanza. Proseguiamo ancora. Sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, l'incendio a Cavarzare, distrutto dal fuoco il magazzino della Bottecchia, danni per milioni di euro. Il rogo è divampato nel pomeriggio nella zona industriale di Cavarzare, in quel momento non c'era alcun dipendente all'interno dell'azienda. Parliamo della storica azienda di biciclette fondata nel 1924, danni ingenti appunto per il magazzino che è andato completamente a fuoco. Fiamme che sono divampate per ore nonostante i 35 vigili del fuoco in azione fino a notte fonda, arrivati da mezzo Veneto. Insomma, un evento davvero impressionante, una colonna di fumo nera come la pece, alta centinaia di metri e visibile da chilometri di distanza. Solo nei prossimi giorni saranno quantificati precisamente i danni per la storica azienda di biciclette. Si preannunciano comunque milionari all'azienda, ai titolari e ai lavoratori. L'amministrazione comunale di Cavarzare si è rivolta con parole di solidarietà. Chiudiamo con le ultime due notizie di oggi, notizie flash. Intel sbarca in Veneto con 4,5 miliardi, la Gigafactory per i chip nel Veronese, l'investimento quindi del colosso della tecnologia. L'area del progetto abortito di Motor City potrebbe diventare la Silicon Valley d'Europa, 1500 posti di lavoro iniziali. Insomma, Intel è pronta a scegliere il Veneto per la sua Gigafactory per i chip. La notizia arriva dall'agenzia Reuters ed è ripresa dai quotidiani del gruppo Gedi. L'impegno dell'allora governo Draghi e del presidente della giunta regionale del Veneto Luca Zaia per attrarre capitali, così scrivono i quotidiani del gruppo Gedi, dovrebbe appunto aver portato a questo accordo e la scelta di questa collocazione. Infine, sulle pagine del Gazzettino di oggi si parla di gastronomia. Caseus Veneti, 503 formaggi in passerella. Di cosa si tratta? Nel prossimo fine settimana a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, la rassegna con 3 percorsi che guideranno i visitatori tra le prelibatezze alla scoperta dei formaggi del Veneto. E non solo, un viaggio tra DOP e STG regionali con la possibilità di diventare per un giorno dei giudici assaggiatori. Insomma, viva il formaggio. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.